Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Bentornati a tutti e buon 2026. Ricordo prima di iniziare di chiamare, se avete voglia insomma di interagire con noi, 0292947222 oppure di scrivere su WhatsApp 346 6709 659. Ai miei 2 figli, Greta e Davide, come testimonianza di un uomo piegato dal dolore per una condanna infamante. Un clamoroso errore giudiziario mi ha tolto la vita, la libertà, la dignità e l'onorabilità che meritavo e merito. Aspetto con l'ansia e il terrore l'esito della revisione del mio processo, ma non mi aspetto nulla. Non ho fiducia che ad un poveraccio come me la giustizia sappia restituire quanto ingiustamente mi è stato portato via. Per la legge sono un assassino, condannato al carcere a vita senza una minima prova. Non oso sperare nella giustizia per Angela perché da più di 20 anni io sono rinchiuso qui, mentre il vero assassino è libero come l'aria e non deve fare i conti né con Dio o con la sua coscienza, se mai ne ha avuta una. Lotto ancora, grido la mia innocenza per voi, pregate per me con tanto amore il vostro papà. Queste sono le parole, che Giovanni Camassa, un agricoltore salentino di 57 anni condannato all'ergastolo per l'omicidio di Angela Petracchi, dal carcere di Lecce ha scritto e ha mandato ai suoi figli, in attesa che il 12 gennaio si sappia qualcosa, rispetto alla revisione, in realtà aperta perché chiesta ed ottenuta, dai suoi legali presso la Corte d'Appello di Catanzaro. Oggi parliamo di questo caso incredibile a dire il vero, non diciamo non tanto perché poi siamo sulla scia di Garlasco, ma perché obiettivamente il 12 c'è questa decisione e noi speriamo che si possa, davvero rivedere questa sentenza. Ne parliamo insieme a Francesco Di Cianni, che è il nipote di Giovanni Camassa e che si sta battendo come un leone dalla Svizzera per l'innocenza dello zio. Benvenuto Francesco. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. E insieme all'avvocato Ladislao Massari, che è uno degli avvocati appunto che segue la vicenda e che segue Giovanni Camassa. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. Allora, ricordo brevissimamente la vicenda per chi non la conoscesse. Ehm, è il 26 ottobre 2002, quando a Melendugno, una cittadina in provincia di Lecce, che molti conosceranno perché è un posto tra l'altro vicino a delle località marine molto, molto conosciute del Salento, Angela Petracchi, 31 anni, mamma di 2 figli, sparisce nel nulla. Partono le ricerche, insomma, in qualche modo, la donna viene trovata uccisa, torturata e brutalmente seviziata l'8 novembre successivo, in un boschetto di Borgagni, appunto lì nei pressi della cittadina. Sul cadavere e sugli slip non viene trovato il DNA della persona che è stata poi condannata all'ergastolo, che è Giovanni Camassa, però quello di un altro uomo che non è stato mai analizzato. Adesso vediamo perché è importante questo dato. Camassa, in realtà viene assolto in primo grado perché non ci sono prove che abbia commesso questo fatto e poi, l'appello rivede la condanna, fino a che appunto nel 2014 arriva la condanna definitiva per omicidio aggravato, violenza sessuale e vilipendio di cadavere. Ricordiamo che diciamo i contatti tra i 2, poi adesso ne parleremo meglio, si limitavano ad un'amicizia più che altro legata peraltro ad un cucciolo di cane. Adesso vedremo cosa vuol dire. I legali comunque dell'agricoltore chiedono la revisione del processo sulla base di nuove emergenze probatorie, in realtà di emergenze probatorie che non erano mai state considerate. Nel dicembre 2023 finalmente la Corte di Cassazione accoglie il ricorso stabilendo che a decidere sull'ammissibilità della richiesta di revisione sarà la Corte d'Appello di Catanzaro,
quindi non quella competente poi per Lecce che Potenza, ma Catanzaro. Tra l'altro la donna era non era salentina, era di origine calabrese, mi sembra, giusto Francesco? Sì, la vittima insomma. Comunque No, no, no? lei è salentina. Ah, non c'è niente che colleghi a Catanzaro quindi. No. Okay. Allora Francesco, innanzitutto ti faccio la prima domanda: come sta Giovanni, come sta la sua famiglia, come state vivendo questi momenti, questi giorni prima di questa data così importante del 12 gennaio? Beh, diciamo che zio Giovanni resiste con grande dignità, ma dopo tantissimi anni di carcere è inevitabile che ci sia stanchezza. Noi familiari viviamo sospesi tra speranza e dolore. Lottiamo, andiamo avanti soltanto perché crediamo ancora nella verità. Tu conoscevi questa lettera, giusto? Immagino, perché poi è stata comunque Sì, sì. Tu lo senti, tuo zio, o che contatti hai? Sì, lo sento spesso. Mh-mh. Ci scriviamo delle lettere, ci mandiamo saluti tramite i miei familiari, tramite l'avvocato Massari, che saluto e abbraccio. Sì, la cosa che mi fa molto specie in questa lettera è che lui, perché non sempre accade quando ci sono dei detenuti, condannati, che si professano innocenti, poi non è che tutti quelli che si professano innocenti lo siano, adesso non Sì, penso che le carceri siano proprio piene di errori giudiziari. Quello di tuo zio potrebbe davvero essere un clamoroso errore giudiziario, ma non tutti lo sono. E, quasi mai nominano la vittima, invece lui l'ha fatto, quindi si capisce anche, che persona è, no, sì. lui Una persona che non ha mai fatto male ad una mosca in vita sua. sì. Se vuoi dirci qualcosa, parlarcene, un ricordo, tu che ricordo hai insomma? Eri piccolo quando è successo poi tutto? Sì, io avevo circa 20 anni, però zio è stato sempre una persona disponibilissima, era quello che quando c'era bisogno di andare a fare la spesa veniva a prendermi, mi accompagnava, era quello che quando cadevo mi accompagnava al pronto soccorso, era sempre il primo a A correre. partire. Sì, sì. Adesso vediamo insomma, poi Per dopo questo io non smetterò mai di battermi, di combattere fino a quando la verità non uscirà a galla. Certo, certo. E i suoi figli, avete che rapporto avete? O I suoi figli ormai sono grandicelli, mh-mh. iniziano a capire. Fino adesso non gli è mai stato detto nulla, ma adesso purtroppo è giunto il momento di dire la verità, anche perché sui social è Certo, difficile non vedere post certo. o immagini riguardanti questa storia Mh-mh. Certo, o notizie. certo. Quanti anni hanno quindi? Sono ancora ragazzini? 15 Eh, e 13, eh. se non ricordo male. Sì, beh, insomma è l'età proprio più critica Sì, però è anche importante sì, secondo me. Vabbè, adesso magari dal 12 cambia tutto e quindi, ehm, avranno solo un messaggio speriamo bene. positivo, speriamo. Avvocato, allora ci racconti un po', tutta il suo percorso insieme a Giovanni e alla sua famiglia, per arrivare poi a questo insomma, è un traguardo comunque importante quello del 12, perché non sempre si arriva a quel momento, ecco. Certo, è un percorso davvero tormentato che nasce già con le difficoltà di poter accedere ai, Ecco. reperti
che erano in sequestro, perché io mi sono occupato della vicenda di Giovanni Camassa dopo che era intervenuta oramai la sentenza irrevocabile, non Sì. sono stato il suo difensore nel processo. E già per poter accedere a questi reperti, per poter fare delle indagini che potessero riaprire il caso, abbiamo avuto tantissime difficoltà, dei rigetti, poi un ricorso per Cassazione, poi finalmente la Cassazione ci ha consentito l'accesso a questi reperti, abbiamo potuto finalmente svolgere delle indagini genetiche. Abbiamo svolto delle indagini genetiche ovviamente con delle tecniche più moderne rispetto a quelle dell'epoca, come lei ha ricordato sono fatti del 2002, quindi la possibilità dopo 20 anni di poter svolgere delle indagini genetiche con le nuove strumentazioni ci ha consentito di poter isolare dei profili genetici che non erano stati mai valutati, analizzati ai tempi del processo. E con queste nuove indagini genetiche abbiamo dato la dimostrazione da un lato della presenza di un soggetto diverso da Giovanni Camassa che poteva Maschio, essere quindi un Y, sospettato, ecco, sì. maschio, Mh. un soggetto noto perché Ah. c'era la possibilità di confrontare il profilo genetico con dei soggetti noti che all'epoca erano sospettati, quindi dei quali avevamo la possibilità di averne il profilo genetico, e questo profilo genetico era compatibile con un soggetto noto. E quindi una prima novità era quella dell'aver individuato un profilo genetico, la seconda novità è che non è stato trovato alcun profilo genetico di Giovanni Camassa. Siamo di fronte ad un omicidio efferato, come lei ha detto, con una probabile violenza sessuale prima, con un vilipendio di cadavere dopo, quindi sembrava davvero strano che non vi fossero profili genetici utili da poter valutare e comparare. E quindi sulla base di questi nuovi elementi di prova abbiamo proposto una nuova istanza di revisione. Anche qui un percorso molto sofferto e tormentato, perché la prima decisione, la Corte di Appello di Potenza l'ha dichiarata inammissibile, quindi abbiamo dovuto fare ricorso per Cassazione e la Cassazione ha accolto il ricorso e a quel punto ha detto però non saranno più i giudici di Potenza a decidere ma quelli di Catanzaro, quindi in un luogo diverso rispetto a quello che si era prima occupato del Direi caso. che questa è una buona cosa, diciamo dal punto di vista proprio giuridico anche, perché, se è un altro tribunale addirittura esterno ancora dà più, no, speranza forse. Certo, questo poi si collega con un altro aspetto che è fondamentale di questa vicenda, è che probabilmente se questo processo fosse stato fatto oggi, Camassa sarebbe stato assolto, perché noi abbiamo avuto una sentenza di assoluzione in primo grado che è stata ribaltata in appello di fatto senza che vi fossero degli elementi davvero di novità. La Corte di Assise di Appello fece degli approfondimenti sul profilo criminologico dell'autore del reato, quindi diciamo una valutazione che certamente non è dal punto di vista probatorio decisivo, insomma dire chi potrebbe essere il soggetto che compie un reato del Scusi genere, avvocato, che la tipo fermo un attimo, ma in Italia non mi risulta che questa cosa cioè, almeno in altri processi non è mai stato considerato, anzi io ritengo che sia possa essere, insomma profilare, ecco, fare il profilo criminologico e psicologico di un imputato potrebbe anche offrire spesso delle risultanze interessanti, ma in Italia non mi risulta che si possa fare, cioè si può chiedere la perizia psichiatrica per chiedere la capacità di intendere e volere, ma non il profilo, quindi come mai qui? E tra l'altro le chiedo, invece quegli altri elementi, sulle celle telefoniche, magari me ne parli bene, perché non vennero considerate? Cioè, vi spiego velocemente, poi l'avvocato spiega meglio. Cioè le celle telefoniche di Giovanni Camassa in pratica non erano compatibili come orari, con, quelle della vittima. Poi adesso lo spiega meglio l'avvocato. Anche questo è un elemento che non è stato considerato, no? Certo, ed è un aspetto anche questo, per cui dicevo, nel processo di oggi non sarebbe mai stato condannato, perché intanto le celle telefoniche non consentono una individuazione certa, una localizzazione certa, perché le celle telefoniche funzionano attraverso l'individuazione sul territorio, ma quando la cella è occupata per l'intenso traffico telefonico di quella cella, aggancia la cella limitrofa. Ora, se l'imputato fosse stato di Bolzano e il fatto fosse stato
fatto appunto si è verificato, come si è verificato nel Salento, l'imputato che si trova nel Salento è elemento di sospetto. Ma se l'imputato è di Melendugno e il fatto è accaduto a Melendugno, la cella telefonica che interessa l'utenza di Giovanni Camassa è, diciamo, assolutamente ininfluente dal punto di vista probatorio, perché non è possibile stabilire con, diciamo, la ragionevole certezza necessaria per una condanna che il fatto che sia stato localizzato a Melendugno sia un elemento a suo carico. Quindi di fatto gli elementi a suo carico erano veramente molto pochi, ma guardi, il ribaltamento di questa sentenza è interessante e noi lo abbiamo anche scritto nella revisione. Il giudice che ha scritto questa sentenza di appello, quella che ha condannato Giovanni Camassa, è oramai in pensione. In un articolo una sua collega che chiedeva, insomma, della sua esperienza professionale, quale fosse stato il processo più difficile, e quel relatore dichiarò che era sicuramente il processo Camassa che aveva determinato in lui un fortissimo tormento interiore. Così si era espresso quel giudice, direi in maniera anche molto corretta, insomma, nel valutare il tormento interiore per un ribaltamento di una sentenza che, ripeto, sulla base di quelle che sono le regole processuali oggi, difficilmente poteva essere ribaltata. Questo spiega la ragione di questa iniziativa processuale. Ora la Corte ha da un lato la necessità di trovare un elemento di novità e noi speriamo che l'elemento di novità sia nella DNA, esatto, nella consulenza tecnica che è stata svolta. Chi è che Ma è dall'altra il vostro genetista? Come? Chi è il vostro Ecco, il genetista è il professor Tagliabracci, che diciamo, è una delle maggiori autorità a livello nazionale in ambito della genetica forense, ma soprattutto la cosa che spero possa passare è che Giovanni Camassa si deve difendere dimostrando che non è stato lui l'autore dell'omicidio, ma non ha il dovere di individuare chi è il responsabile di questo omicidio, perché questo è un aspetto completamente diverso. No, lo dico perché nel giudizio di revisione correttamente si costituiscono anche i familiari della vittima, che invece chiedono a noi la individuazione del responsabile di questo omicidio, che è aspetto che la difesa non può assolutamente, insomma, affrontare, anche perché noi non abbiamo la polizia giudiziaria al nostro fianco come i pubblici ministeri e quindi non abbiamo questa possibilità. Ecco, a questo proposito, poi dopo vado da Francesco di nuovo, però una cosa volevo chiedere all'avvocato, visto che ha detto questa cosa molto importante che ci richiama un po' al caso di cui stiamo parlando tutti da tanto tempo. Voi non avete fatto una comparazione con dei soggetti, come aveva fatto Linarello, insomma, alla fine? Noi abbiamo potuto, come le dicevo all'inizio, abbiamo potuto fare una comparazione limitatamente ai profili genetici che c'erano noti, perché il consulente della difesa non può accedere alla banca dati del DNA. Però siccome all'origine, quando fu aperto questo procedimento, furono individuati 4 o 5 sospettati, dei quali erano noti profili genetici. Tra questi 4 o 5, uno di questi risulta essere compatibile con le tracce genetiche individuate dal professor Tagliabracci. Quindi eventualmente sarà una procura ad aprire un fascicolo, eventualmente. Perfetto. Così abbiamo spiegato la stessa cosa è successa con Stasi, cioè nel senso che Linarello aveva individuato questo soggetto e poi la procura la prima volta l'ha indagato e poi ha chiuso, adesso Napoleone ha reindagato lo stesso soggetto sempre sulla stessa base, però voglio dire è una procura che procede, però questo vabbè non c'entra niente, okay. Sì, in questo caso diciamo che la procura, perché la nostra analisi genetica è stata fatta nel contraddittorio con il pubblico ministero, la procura non ha inteso, almeno per quello che è a mia conoscenza, aprire un procedimento a carico di altri per questo, diciamo, episodio così grave. Vabbè. Non ci sono tanti Napoleone in Italia forse. No, speriamo dai che si svegli, ma poi i procuratori cambiano, quindi. Ma questo è un problema e qui veniamo all'attualità. Appunto. Che il pubblico ministero cerca la verità o sostiene la propria tesi. Bravissimo. Questo è il punto, è un tema. Francesco, cosa ricordi esattamente di quei giorni tu?
della scomparsa poi e poi dell'arresto, insomma, di questi giorni tumultuosi per la tua famiglia comunque. Beh, ricordo e confusione e paura. Una famiglia che non capiva cosa stesse succedendo, tutti gli occhi addosso, perché i paesini poi sono piccoli e quindi ci si sente tutti gli occhi addosso, tutti i giudizi delle persone, e uno zio che continuava a dire sempre: io non c'entro niente, io non l'ho vista, io voglio che si trovi la verità, io sono disponibile a consegnare tutti i reperti, gli abiti, l'auto, fate quello che volete, continuava a dire, trovate, cercate, indagate, però io non c'entro niente. Come poi è risultato dall'esame del DNA, non è stata trovata alcuna traccia dello zio. Sì. Senti Francesco, abbiamo fatto una live una volta proprio su questo tema e tu avevi parlato un po' di uno strano clima che si respirava, insomma, è come se tuo zio fosse stato proprio scelto come colpevole perfetto. Lui aveva che conoscenza aveva di questa donna? Semplicemente questo contatto per un cane, mi sembra doveva procurargli un cane, ma invece c'è tutto un giro di persone che non hanno aiutato, anzi hanno peggiorato la situazione. Se vuoi raccontarci quello che puoi, senza fare nomi ovviamente. Sì. I genitori di Angela Petraghi praticamente vivono vicino ai genitori di zio Giovanni e quel giorno Angela si avvicinò a zio Giovanni per chiederle se fosse possibile trovare un cane. Zio Giovanni rispose: non ti prometto niente, chiedo a mio fratello, avendo diciamo una masseria e quindi degli animali, ma non ti prometto niente, non so se hanno degli animali, questo cane. Poi la storia finì lì, perché Angela aveva trovato il cane e quindi chiuso il tema. Poi Angela aveva riferito del discorso del cane ad una proprietaria di un bar che poi risulta essere stata, diciamo, aiutata dal maresciallo dei carabinieri a ritrattare ciò che aveva detto in un primo momento. Cioè questa persona aveva detto cosa aveva detto? Di aver visto tuo zio a che ora? Questa persona, Angela, praticamente aveva detto alla titolare del bar che avrebbe dovuto recarsi a ritirare un cane a maglie. Non aveva detto che doveva incontrarsi con Gio Giovanni. Però siccome hanno voluto montare, diciamo, questa storia intorno al cane, diciamo così, sì, il maresciallo dei carabinieri di Melindugno ha avuto la brillante idea di recarsi presso la titolare del bar e dirle se può andare a rilasciare un'altra testimonianza. La seconda testimonianza, se non ricordo male, mi corregge l'avvocato se sbaglio, è stata quella che Gio Giovanni sarebbe dovuta, che Angela sarebbe dovuta andare a ritirare il cane da Gio Giovanni, cosa quindi non vera. E quindi da qui poi è nato il castello di sabbia. Sì, ma che non aveva riscontri, vero avvocato? Cioè che riscontri aveva fattuali, scientifici? No, nessuno, assolutamente nessuno. Cioè le telefonate tra i due c'erano state, ma erano così frequenti o sporadiche? Allora, insomma, le telefonate ovviamente ci sono i tabulati, non c'era il contenuto di del traffico telefonico e peraltro si trattava di una conoscenza appunto legata a questo procurare il cucciolo di un cane, e dopodiché questo contatto è un contatto antecedente ma che poteva avere 1000 significati e 1000 spiegazioni, non era certamente indicativo esatto del fatto che poi si dovessero incontrare, che l'appuntamento appunto fosse poi con la morte, insomma, perché poi Angela muore quel giorno e quindi il fatto che ci possa essere stato un contatto il 26 ottobre del 2002 non è di per sé indicativo e certamente non è una prova
indiscutibile della responsabilità di Camassa. Ecco, quello che mi sconcerta un po' è, avvocato, anche in questo caso sono stati fatti degli errori o degli orrori sulla scena del crimine. Ricordo qualcosa che riguarda l'orario della morte, anche qui Sì, anche molto qui ballerino. esatto, anche in questo caso, ma intanto il cadavere è stato ritrovato Sì. a distanza di giorni, insomma si è sostenuto che la morte sia avvenuta il giorno in cui è scomparsa Angela, quindi il 26 Sì. ottobre, e il cadavere è stato ritrovato l'8 di novembre. Ma per esempio il fatto del dire che il cadavere fosse stato esposto agli agenti atmosferici e che E quindi il si è data DNA era una sparito. Sì, sì. esattamente una spiegazione che dal punto Sì. di vista scientifico è No. assurda. Non è che il DNA si lava No. con la pioggia, noi abbiamo casi in cui il DNA Iara. può essere esattamente, può essere recuperato con, diciamo, Sì. con ragionevole certezza scientifica anche a distanza di mesi. Quindi dare quella giustificazione ci ha fatto un po', diciamo, sospettare, ecco perché l'accesso ai reperti, che le indagini genetiche anche dell'epoca non fossero state fatte in maniera analitica e approfondita. D'altronde ne abbiamo avuto poi la dimostrazione perché alcuni di questi reperti non risultavano proprio essere stati analizzati nel 2002, mentre sono stati analizzati a distanza di 20 anni dal consulente della difesa nel contraddittorio, ci tengo a dirlo, con il consulente nominato dalla Procura Generale della Repubblica di Lecce. Diciamo, quello che vi aspettate a questo punto, che venga disposta una perizia super partes, oppure E questo lo abbiamo chiesto. Ora la Corte allo Stato ha ritenuto di non disporre una perizia e quindi ha dato, diciamo, ha chiuso l'istruttoria attraverso l'ascolto del consulente. Adesso c'è la discussione, c'è stata già la discussione del procuratore generale, che ha chiesto però la conferma della sentenza di condanna, quindi diciamo il rigetto della istanza di revisione. C'è una parte civile che ovviamente discuterà l'udienza del 12 insieme alla difesa, ma immagino che anche la parte civile sarà allineata con la richiesta del procuratore generale, anche se poi io dico la parte civile è comprensibile che si abbia questa, come dire, impostazione, però l'interesse per i familiari della vittima è dell'individuazione del reale colpevole, non di un colpevole, ma del colpevole. Guardi, è un tema anche questo in questo momento molto dibattuto. Facciamo un minuto di pausa e torniamo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Lucky Red è orgogliosa di presentare Ame significa pioggia in giapponese. dall'acclamato bestseller di Amelino Otomo, Mia cara Nisho-san, mio sole. un capolavoro di animazione, Voglio vedere tutto, sentire tutto. un film di una bellezza mozzafiato. E scrivere con passione ogni pagina della mia esistenza. La piccola Amelie, dal 1 gennaio al cinema. Candidato agli Oscar come miglior film internazionale, il nuovo capolavoro di Park Chan-wook. Per provvedere ai bisogni della mia famiglia, farei qualsiasi cosa. Autore di Old Boy e Decision to Live. Il tuo colloquio è andato bene? Con la star di Squid Game, Lee Byung-hun, il più bel film dell'anno. Falli tutti zitti. Non c'è altra scelta. No Other Choice, al cinema. Lucky Red è orgogliosa di presentare il Leone d'Oro del Festival di Venezia. Puoi scegliere gli amici e gli amori, ma non puoi sceglierti i familiari. Il nuovo film di Jim Jarmusch, con un cast straordinario, tra cui Adam Driver, Kate Blanchett, Tom Waits. Tutto può succedere, tutto è casuale. Father, Mother, Sister, Brother, dal 18 dicembre al cinema. Questo mondo ha radici molto più profonde di quanto immagini. Il fuoco è venuto dalla montagna, ha preso tutto e ho imparato la sua via. Distruggeranno le foreste, gli oceani. Non posso permettere. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ecco, siamo tornati qui con Francesco Di Cianni, nipote di Giovanni Camassa e detenuto da un bel po' di anni per omicidio volontario, vilipendio di cadavere, giusto, ha un bel po' di reati, comunque all'ergastolo nel carcere di Lecce. E abbiamo qui anche Ladislao Massari, che è uno dei suoi avvocati, che ha promosso questa revisione che diciamo sulla quale si deciderà il 12 gennaio presso la Corte d'Appello di Catanzaro. Torno un attimo da Francesco. Francesco, tu se dovessi convincere tu la Corte o anche gli italiani che tuo zio è sicuramente innocente, in base cioè che cosa diresti? Cosa ti senti di dire? O se potessi dar voce a lui, ecco, visto che non ci può parlare direttamente. Direi che viviamo con rispetto e con speranza, che non ci aspettiamo miracoli, ma attenzione, ascolto e soprattutto onestà nella valutazione dei fatti. Ma tu credi nella giustizia in generale? Oppure questa vicenda, insomma, ti ha fatto vacillare? Un po' ha scosso tutti noi, sinceramente. Ha scosso tutti noi perché, nonostante i vari tentativi dell'avvocato Ladislao Massari a presentare ricorsi, a ricevere rigetti, ci siamo sentiti un po' traditi, diciamo, dalla giustizia, e quindi rimaniamo fiduciosi, ma sempre con i piedi per terra. Tu vivi in un altro paese, peraltro, tra l'altro un paese che in questo momento è insomma anche al centro di una vicenda alquanto. Sì. Dove sei in particolare? Io sono nel cantone tedesco, vicino Berna, tra Berna e Zurigo. Quindi ben più a nord. Voi come stai vivendo questi giorni questa vicenda? Visto che ci troviamo, insomma, te lo chiedo perché anche lì mi sembra che, non so come funzioni la legge in Svizzera, ma non lo so, io siamo sono molto sconvolta. un po' colpiti, sinceramente, perché sarebbe dovuto essere, diciamo, tutto sotto controllo in un paese tra i più rinomati al mondo, dove però è risultato che anche qui tutto può succedere. Tutto può succedere. Sono mancati controlli anche lì, obiettivamente. Sì. Si è visto adesso che da 5 anni che non veniva controllato sto posto. Stanno indagando, infatti, sì. Avvocato, l'omertà quanto ha insomma concorso alla sentenza? Alla condanna. Ha inciso molto. Noi abbiamo parlato delle indagini genetiche, ma in realtà abbiamo svolto numerose altre indagini con la difficoltà del tempo trascorso, la possibilità che in un piccolo centro, quale quello in cui si è consumato questo omicidio, nessuno abbia potuto dir nulla, sapesse nulla e abbia dato il suo contributo, perché di fatto non ci sono prove testimoniali di nessun genere, almeno delle prove utili, perché tutto quello che è stato acquisito nel corso dell'istruttoria si riferisce alla prova d'alibi di Giovanni Camassa, alla possibilità di, diciamo, a quello che hanno detto i carabinieri, però nulla con riferimento a qualcuno che abbia visto Angela, se non alcuni testimoni che noi abbiamo risentito e che sono stati però scartati dalla indagine svolta dai pubblici ministeri dell'epoca. C'è stato chi, per esempio, ha riferito di aver visto Angela salire a bordo di una lanciatema, però approfondimenti non ne sono stati fatti e quindi piste alternative non sono state percorse, perché probabilmente era più semplice, più
immediato adagiarsi, e questa è un po' la critica che fa la difesa su una lettura a senso unico di questo, direi, povero agricoltore che peraltro lavorava nei campi nel momento in cui veniva trovato il corpo di Angela a distanza di pochi metri da dove Camassa stava lavorando, e questo elemento sarebbe stato uno invece stupido. che No. esattamente, Scusi. e invece che ritenere questo un elemento a suo favore è stato valutato come un elemento contro, cioè si è detto che Camassa, continuando a lavorare mentre arrivavano le forze dell'ordine, perché questo cercatore di funghi aveva trovato il cadavere di Angela Camassa, il fatto che avesse continuato a lavorare sarebbe stato indicativo di una sorta di volontà di far finta di nulla, ma insomma una interpretazione davvero farraginosa. Ma scusi, le chiedo questo. Allora, si è detto, questo è detto nella sentenza, che è stata uccisa da una parte e poi il cadavere è stato trasportato lì dove l'hanno trovato. Sì, Ok. sì. E tra l'altro vilipeso, non diciamo come, Sì, perché è veramente sì, crudo. Allora, certo. secondo me, vabbè, da quello che più o meno ho capito, è stata un'attività un po' di staging, cioè, non Sì. so, Sì. cioè di una messa in scena, Vendetta. ecco, una messa in scena. Ecco, se fosse stato lui, okay, mettiamo che è stato lui, dove avrebbe dovuto consumare il delitto e perché l'avrebbe dovuta spostare lì? Certo, non in un luogo a lui facilmente riconducibile, questo mi sembra abbastanza scontato. Ma mi permetto anche di dire che anche quella famosa perizia volta a ricostruire il profilo criminologico del Ecco, killer, sì. insomma dell'omicida, difficilmente è compatibile con, direi, anche il livello culturale, l'estrazione sociale, la vita precedente al momento dell'omicidio di Giovanni Camassa, cioè anche da questo punto di Perché vista. cosa Ora si diceva? tratta Se di vuole ricordarcelo. ma guardi, sono delle valutazioni Sì. di tipo, come dire, criminologico, che non hanno una certezza, lo dico da Certo. subito, dal punto di vista probatorio. Però, come lei diceva, questa ostentazione del cadavere, questa attività che viene svolta anche successivamente all'omicidio, è indicativo di un messaggio che si voleva dare, che è una sorta di punizione nei confronti della povera vittima, che, ripeto, non è compatibile con la logica di ricostruzione dell'omicidio legato ad una semplice violenza, diciamo semplice si fa per dire, ma insomma ad una violenza sessuale, cioè un negare un rapporto sessuale e quindi la reazione della vittima che avrebbe comportato poi l'azione dell'omicida. Qui siamo di fronte a qualcosa di più sofisticato, diciamo di più complesso, che non si sposa con il profilo personologico dell'autore e dell'imputato individuato quale autore del reato. Ecco, questo è il punto. Però, ripeto, le prove sono altra cosa. Direi che la scienza, prima di tutto, in questo procedimento ci aiuta. Abbiamo la possibilità di valutare i profili genetici, che secondo me sono l'elemento principale su cui bisogna dove lavorare. è stato isolato questo dove sono stati isolati questi DNA interessanti? Perché quello è importante poi, ovviamente. Su una calza della vittima, che probabilmente è stata trascinata e comunque è stata in qualche modo sicuramente in quel punto è stata toccata dall'autore del reato, e devo dire, peraltro, non abbiamo la possibilità, questo sì, a distanza di molti anni, di stabilire sappiamo che quello è il DNA, ma non sappiamo se la ci natura. sia un DNA che viene da che tipo di liquido biologico rilasciato dall'autore del reato, o comunque rilasciato da chi ha avuto un contatto con Angela. Però insomma è un elemento importante, un elemento fondamentale, direi, nella ricostruzione, ma io dico ancora di più, è un elemento fondamentale che non sia stato trovato alcun traccia di Giovanni Camassa, perché a meno che non si debba ipotizzare che questo omicidio si sia verificato con un autore che era
insomma, coperto da uno scafandro, Sì. che era con guanti e che non ha rilasciato alcuna Ma non solo traccia. guanti, perché poi non ci sono Ma capelli, non certo, c'è niente. certo, appunto c'è stata certamente una colluttazione, anche la certo. povera Angela ha fatto ovviamente resistenza, quindi il rilascio di materiale genetico è certo, e d'altronde è stato individuato, è stato trovato, ma nulla si è trovato di Angela. E un altro particolare di non poco conto: sull'autovettura Sì. di Giovanni Camassa non è stato trovato infatti. nulla riferibile ad Angela Petracchi. Anche lì si dice probabilmente perché Si era pulito. l'imputato aveva lavato la macchina. Ma è impensabile che si possa E l'aveva lavare lavata la macchina poi? Cioè la macchina ma devi vedere se l'ha personalmente lavata veramente. ma non certo all'interno si possono, insomma, far fuori le tracce genetiche attraverso anche un lavaggio, insomma, domestico, ecco, non professionale. Ma lui, lavorando in campagna, avvocato, scusami se Sì, vai. era pignolissimo e voleva tenere la sua Fiat tipo ben pulita. Sì, pulita va bene, però l'avvocato dice che comunque con l'uminol vengono fuori determinate tracce se tu la lavi tu. Se poi la porti da uno che ti fa, ma nemmeno, cioè, ma vengono fuori lo stesso. Cioè, giusto? Certo. Ma era fissato con il cofano perché metteva dietro le olive e quindi vabbè, lui è abituato a lavorare nei campi, insomma. Certo. Sì. Certo. Ma invece questo profilo personologico, avvocato, non sarebbe compatibile con, diciamo, sarebbe compatibile, quindi ci faccia un po' questo profilo. No, allora, secondo la Secondo perizia, la ovviamente se è stata utilizzata contro di lui è perché si è ritenuto che sia un profilo compatibile. ok. In ragione della, come dire, siamo di fronte ad un sex offender e quindi la natura sessuale, tra l'altro anche questo è un aspetto significativo di questa vicenda. Per poter condannare per violenza sessuale, ora non sarebbe cambiato nulla perché è sempre ergastolo, ma per dimostrare, diciamo, la sommarietà del giudizio, se per poter condannare per violenza sessuale è necessario che vi siano delle evidenze della violenza sessuale. Cosa che assolutamente non c'è stata, perché d'altronde se c'è stata violenza sessuale è ulteriore elemento che dimostrerebbe la necessità di individuare dei profili genetici che invece quindi questo è un ulteriore aspetto che è, insomma, abbastanza significativo. Però ora sul profilo criminologico ritenere che il sex offender, cioè il soggetto che non ha il consenso di un rapporto sessuale, che quindi con violenza agisce e poi perde il controllo, perché poi evidentemente perde il controllo se c'è anche un'attività purtroppo successiva rispetto alla morte, come il vilipendio del cadavere, insomma, non appare compatibile con una ricostruzione solo di questo tipo. L'idea che io mi sono fatto dalla lettura degli atti è che ci sia dell'altro. Ora, nell'ambito delle indagini svolte, la vittima avrebbe frequentato, questo è un dato pacifico che risulta dalle indagini svolte, dei contesti frequentati da personaggi anche legati alla criminalità organizzata. Qui si apre, diciamo, uno scenario completamente diverso, perché l'ostentazione del cadavere potrebbe avere un significato di tipo diverso. Un avvertimento per qualcuno, magari, per qualcuno, o una punizione per chi può aver fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare nelle logiche criminali perverse. Lei era sposata? Lei era separata. Separata. Però non è stato fatto un approfondimento sulla vittimologia, cioè sulla sua vita, anche su di lei? Questo è stato fatto, questo è un percorso molto delicato e che, insomma, mi astengo dal rappresentarlo, perché bisogna rispettare soprattutto. No, durante i processi, dico, durante i processi. Sì, certo. Probabilmente non è stato fatto in maniera approfondita come si sarebbe dovuto, ecco, questo mi permetto di dire. Sì, infatti. Tu, Francesco, che idea ti sei fatto? Chi può essere stato? Io, come diceva l'avvocato, è come nell'udienza, diciamo, nella prima fase del processo in assise, come diceva il giudice Giacomo Conte, avrei indirizzato le indagini
sia verso la criminalità organizzata, sia tra i contatti di Angela Petraghi, tra le persone più vicine a lei. Persone che oggi ci sono ancora? Sì. Cioè sono ancora lì, esistono, vivono lì? Sì. Potrebbero essere Tutti facilmente individuati, diciamo. Sì. Ma mi era venuta una domanda, mannaggia, l'ho persa, aiuto. Era una domanda sempre sul insomma su chi poteva essere stato. A questo punto l'unica speranza vera è che con la riapertura, se ci sarà una riapertura, è che davvero venga disposta una perizia, perché a quel punto, cioè il DNA parla. Magari, ovviamente, il possessore di questo DNA potrà dire: "Vabbè, la conoscevo, ma non ero lì in quel momento", perché sappiamo che è difficile datare purtroppo le tracce. Anche se, insomma, essendo sulla calza, che poi è costituito un elemento fondamentale, insomma, è molto difficile scampare. Però, voglio dire, io credo che sia quella la via, no, l'unica via che può avere, la Corte per volerci guardare dentro, no, perlomeno per togliersi il dubbio. Il dubbio c'è, obiettivamente, o no? Sì, è il dubbio che tra l'altro ha la Corte di Cassazione nel momento in cui accoglie il ricorso, perché la Corte di Cassazione dice: voi avete ignorato una prova scientifica, e la prova scientifica va a disarticolare quel complesso di indizi che hanno portato alla responsabilità di Camassa, perché Camassa è stato condannato per degli indizi, non ci sono prove a suo carico, un corteo indiziario che porta alla responsabilità, perché più indizi fanno una prova nella logica dell'epoca, e quindi viene condannato per questo. Più l'assenza della traccia, che ormai è diventata un mantra, no, cioè viene condannato perché non c'è la sua traccia. Sì. Tra l'altro, zio Giovanni, sì, appelli ovunque, quindi avrebbe dovuto lasciare una cascata di peli sul luogo del delitto, sul corpo della povera donna assassinata, o non so dove altro, però non c'era nulla. Ma in tutto ciò non è mai stato individuato il luogo presunto dove potrebbe essersi consumato però il delitto? No, su questo non c'è una certezza. Nella sentenza si sostiene che ci sarebbe coincidenza, ma poi nella stessa sentenza invece questo lo si nega, perché viene trovato del terriccio sotto le unghie a dimostrazione del trascinamento del corpo, o comunque del trascinamento anche della donna nel momento in cui ancora non era stata uccisa. Questo ovviamente non si può sapere, però un trascinamento che porterebbe a ritenere che sia stata appunto spostata. Però su questo non c'è alcuna certezza. Si è cercato anche di fare delle analisi sul terriccio che è stato rinvenuto, però era un'analisi, diciamo, molto complessa, che non dava sì, perché magari era un terriccio poi comune ai luoghi, ecco. Sì, e poteva essere stato in una macchina, poteva essere stato in una casa, non lo sappiamo. Anche l'orario esatto è impossibile, no, determinarlo dopo così tanti giorni. Sì, lo si è fatto attraverso l'autopsia, perché diciamo attraverso l'analisi, adesso ora non voglio entrare troppo nei particolari, ma diciamo attraverso le analisi del cibo che era stato consumato, e diciamo il cibo è stato rinvenuto in una condizione tale che la digestione era terminata da poco, quindi diciamo questo porta a datare quel giorno. Esatto, il giorno e anche l'orario a qualche ora dopo rispetto a quando Angela aveva lasciato l'abitazione dei genitori, dove aveva consumato il pranzo, insomma. Anche lì, ma cioè, tipo celle telefoniche che insistevano sull'area dove lei si è mossa, non lo so. Ecco,
la Cassazione dice che la cella telefonica non è una prova, e per quelle perché è ragioni una tecniche sola che le per ho tutto il detto. paese. No, ma anche quando è più di una, non è detto che nel momento in cui io faccio la telefonata che aggancia quella cella, io mi trovo nella competenza territoriale di quella cella, perché se quella cella è, diciamo, occupata eccessivamente da altro traffico telefonico, in automatico c'è la cosiddetta cella servente, cioè quella Sì, no, territorialmente io più dicevo per vicina. capire se ci sono altri telefoni che insistono nello stesso punto, nella stessa ora. ma Quello voglio dire, cioè attraverso quello tu puoi arrivare a qualcuno, ma guardi che, obiettivamente. ora Lo fanno? la cella telefonica era cella stadio, siamo comunque nell'ambito di un centro urbano, quindi noi non siamo in un luogo Chissà quanta totalmente gente. isolato, quindi le utenze che avevano interessato quella cella telefonica erano numerose, quindi diciamo c'era un ambito di possibili sospettati molto ampio. Vabbè, quindi però la tu cella restringi a quelli che lo conoscevano, non lo so. Ma chi l'ha detto che dovesse essere persona conosciuta da Angela, l'autore del reato? Purtroppo questo non è dimostrato. Certo, ecco Francesco, volevo chiederti, ma per caso ci sono stati altri delitti, altri fatti negli anni, magari in quel periodo nella zona? Così no, che io ricordi no, avvocato, è vero? Sì, lei immagina la possibilità di un serial killer che possa essere, no, questo no. Direi che crimini efferati legati alla criminalità organizzata, sì. Peraltro, diciamo proprio nella zona dove viene frequentata da Angela, dove viene rinvenuto il cadavere, insomma nella zona di Melendugno, era il quartier generale di un noto personaggio della criminalità organizzata pluriomicida che poi diviene collaboratore di giustizia, insomma era una zona ad altissima densità mafiosa. Che tuttavia non ha detto nulla, perché magari tante volte i collaboratori di giustizia possono aiutare. Questo è un ulteriore capitolo incredibile della vicenda di Camassa, perché deve sapere che io ho chiesto di poter ascoltare questo collaboratore di giustizia e la competenza è del magistrato di sorveglianza, perché ovviamente trattandosi di un collaboratore di giustizia è in luogo riservato che a me non è noto, quindi io non lo posso raggiungere perché non posso sapere dov'è, e il magistrato di sorveglianza di Roma mi ha rigettato la richiesta di ascolto di questo collaboratore di giustizia. Dopodiché io ho fatto ricorso per Cassazione, oramai anni fa, devo dirle, mi pare 3 anni fa, la Corte di Cassazione mi ha dato ragione e ha rimandato gli atti al magistrato di sorveglianza di Roma che a distanza di anni ancora non ha preso alcuna determinazione. Tant'è che abbiamo ripetutamente sollecitato una decisione dopo che la Cassazione ci ha consentito di ascoltare questo collaboratore di giustizia, ma ancora non c'è stato. Quello sarebbe interessante invece, magari lui ha da dire qualcosa, magari lui sa, perché no? Esatto, in realtà i collaboratori di giustizia tutto quello che sanno lo devono dire nei 6 mesi e questo fatto non sembrerebbe essere stato mai riferito, anche perché altrimenti la procura avrebbe avuto il dovere di aprire un procedimento penale. Vabbè, speriamo nel DNA, insomma il DNA parla. Ecco, l'ultima cosa prima di chiudere, volevo chiedere, ma il DNA è solo un Y o c'è tutto il profilo autosomico? Allora, siamo di fronte a piccole tracce di DNA, le cosiddette piccole tracce per le quali diciamo, si è avuto la possibilità di analizzare, ma la percentuale di DNA, diciamo la quantità di DNA ha consentito di poter estrapolare un profilo genetico pressoché completo, ma non ha consentito di poterne individuare la natura, perché per poter effettuare l'analisi volta a stabilire se si tratta di sangue, di sperma, di saliva, insomma è necessario utilizzarlo per intero, e a quel punto il nostro consulente, per evitare di dover distruggere completamente la traccia, si è astenuto da effettuare. Quello non è importante, importante è che sia un profilo genetico quasi completo, quindi sicuramente un nome e un cognome potrebbe venire fuori, insomma. Sì, però
comprenderà che se il profilo genetico ritrovato sulla calza e certo, il se è liquido sperma seminale ha un significato molto più se è sangue, è molto probabile, però. certo, dal punto di vista probatorio cambia. Certo, Sì. certo. Va bene, a questo punto sarete tutti a Catanzaro. Francesco, ci Il andrai 12. anche tu il 12? Lei non No, credo purtroppo no. è Svizzera. Purtroppo no. Va bene, ci saranno con quegli avvocati, ci Ma riserviamo ovviamente di sentirci di nuovo senz'altro. subito, insomma, speriamo. Diciamo è molto difficile in Italia ottenere le revisioni, però devo dire che quando c'è però qualcosa di così nuovo come in questo caso, insomma, io la vedo dura che non gliela diano, perché qui c'è una prova scientifica che non è mai stata, cioè proprio veramente una prova nuova. La revisione si ottiene quando una prova è nuova, no? Certo. Per cui io spero tanto, insomma, per voi e per Giovanni e per Francesco e tutta la famiglia. Grazie. Grazie e Grazie avvocato. alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a tutti. Avete ascoltato Giallo Radio Club.